E all'aeroporto militare di Villafranca nel Veronese la notte scorsa è atterrato il velivolo dell'aeronautica militare che ha portato le dosi destinate a tutto il nord-est. Antonello Profita. Lo aspettavamo da tanto tempo, questa giornata è arrivata. Eh sì, è dall'inizio di questa maledetta pandemia, quasi un lunghissimo anno dunque, che la speranza dell'umanità è riposta in un vaccino capace di bloccare il virus. Ecco perché stamattina ci si è emozionati nel vedere arrivare il convoglio militare scorta dei primi vaccini destinati al Veneto, 875. Sono ovviamente pochi, ma oggi, come in tutta Europa, queste prime dosi vengono somministrate ai sanitari in prima linea e rappresentano uno spot, una campagna di sensibilizzazione affinché quando a giorni arriveranno le quantità più cospicue, scaglionate e assegnate per fasce d'età, cominciando dai più anziani, tutti coloro che possono ne approfittino. Nel Policlinico Universitario di Padova è arrivato il pacco. Adesso prepariamo immediatamente le confezioni per tutte le aziende del Veneto e a mezzogiorno ci sarà la vaccinazione simultanea in tutta la regione. Qui ne sono rimaste 100 destinate al personale sanitario e 20 per l'Istituto Oncologico Veneto. Ad accogliere stamattina la colonna militare c'era Luciano Flor, nominato da pochi giorni direttore generale della sanità del Veneto, ed è a lui che lo scatolone medicinale è stato consegnato personalmente. Adesso è fare una campagna vaccinale straordinaria per tutta la popolazione. Poi se ne riparlerà a gennaio. Ma noi non abbiamo limiti, se arrivano la settimana prossima, anche lunedì siamo pronti. All'ospedale